I danni sono stati rilevanti in una parte della città, in particolar modo nella zona dei Saloni, dove si stava organizzando tra l'altro un evento molto importante che si chiama Ottobre Blu, organizzata dall'ASPO, dall'azienda Servizi Portuali di Chioggia. E purtroppo l'evento è stato addirittura rinviato. C'è stata anche la Darsena che ha subito parecchi danni sulle imbarcazioni e sostanzialmente si è colpita tutta una zona anche dal punto di vista abitativo. Naturalmente quando guardiamo in giro quello che sta succedendo in Italia, in particolar modo a Genova, in Toscana e così via, Chioggia è una realtà che per fortuna a volte dal punto di vista ambientale riesce da sola a difendersi e quindi i danni sono stati limitati anche se importanti in un contesto particolare. Se dovesse piovere come nel 2010 qui in Veneto, la regione sarebbe al sicuro secondo lei? Ma io credo che sostanzialmente i problemi strutturali legati alla difesa ambientale non siano stati, diciamo, risolti da chi sta e ha il compito di governare questa regione. Siamo in grave ritardo dal mio punto di vista sull'utilizzo dei soldi messi a disposizione dal governo centrale. Devo dire che confidiamo che il tempo sia clemente con il nostro territorio, ma bisogna lavorare in maniera molto più rapida per superare i ritardi, le difficoltà anche burocratiche, perché sicuramente c'è un problema di indirizzo politico, ma ci sono anche troppe leggi a volte che condizionano e ritardano la capacità di intervenire su questi temi.